Benvenuti, oggi è mercoledì 14 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:21. La luna sorge alle 20:49 e cala alle 5:12. Oggi si celebra Sant'Eliseo. Il nome Eliseo ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il suo numero fortunato è il 3. Il colore è l'arancione, la pietra lo smeraldo e il metallo il rame. Pronti a scoprire l'insospettabile alleato del benessere? L'olio di oliva è un vero concentrato di vitamina E e omega 3. Viene definito un potente antiossidante e un amico dello stomaco e dell'intestino grazie al suo effetto lassativo. Inoltre è un valido alleato per tenere sotto controllo il colesterolo. Ma un avviso: prima di tirare fuori la padella e friggere tutto ciò che vi capita sotto mano, ricordate che la frittura non vale. Sono 62 le candeline per il conduttore TV Paolo Bonolis. Debutta negli anni 80 alla guida di programmi per bambini come il mitico Bim Bum Bam e poi passa a trasmissioni adulte come Affari Tuoi e Ciao Darwin. Una curiosità: la sua proverbiale parlantina nasconde una balbuzia adolescenziale, vinta grazie alla recitazione. La sua frenesia verbale è da primato, come testimonia il Guinness World Record ricevuto nel 2010 per il maggior numero di parole di senso compiuto pronunciate in un minuto, ben 335. Festeggia 77 anni l'imprenditore ed ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Con 9 miliardi di dollari è uno degli uomini più ricchi del mondo, ma il suo pallino sono sempre stati la politica e i matrimoni. Infatti si è sposato 3 volte. Infine oggi compie 69 anni la cantante Gianna Nannini. Con la sua voce graffiante è la numero 1 del rock italiano. Il singolo Fotoromanza del 1984 segna la sua inarrestabile ascesa, costellata di brani destinati a entrare nel repertorio classico italiano, da Bello impossibile a Profumo, Sei nell'anima. Nel 2010, a 56 anni, diventa madre, scatenando molte polemiche sulla scelta di avere figli in età avanzata. Un'icona della cultura americana, l'Hard Rock Café. Tutto inizia a Londra con Peter Morton e Isaac Tigret pronti a conquistare il mondo dei ristoranti. Il 14 giugno del 1971 decidono di aprire un locale e il successo non tarda ad arrivare. Frequentato da celebrità dal calibro di Paul McCartney, gli Eagles, ma l'apice arriva nel 1979, quando Eric Clapton decide di donare la sua chitarra, che viene appesa sulla parete del locale, dando vita così alla collezione più grande di oggetti del rock and roll. A quel punto l'Hard Rock Café sfoggia un luogo riconoscibile in ogni angolo del pianeta. Avete mai sentito parlare dell'inventore del gelato? Ebbene, è un siciliano doc. Si tratta del cuoco Francesco Procopio Cutò, alcuni dicono nativo di Palermo, altri di Aci Trezza, che trasformò una macchina usata dal nonno pescatore in un aggeggio per fare il gelato. Dopo tanti sforzi e prove approdò a Parigi, dove aprì un caffè che portava il suo nome però francesizzato, Le Procop. Fu il primo caffè di Parigi, tuttora esistente e attivo al numero 13 di Rue de l'Ancienne Comédie. Pronti a scoprire cosa riservano i pianeti? Bene, sentiamo i consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, Luna in Toro e lo zodiaco cambia esigenza. Ariete, le esigenze che cambiano per voi sono ancora più oggettive. Una bella luna fortunata congiunta a Giove in Toro nella vostra seconda casa ideale vi rende degli affaristi nati. È un momento ottimo in questi giorni per sfruttare nel pieno del vostro interesse tutte le abilità che i pianeti vi portano. Anche carrieristicamente c'è una bella ambizione. Toro, la luna oggi arriva a farvi visita e vi dà una mano sicuramente. L'aspettativa affettiva potrebbe essere un po' più golosa di tanti momenti da dividere con il partner, ma la quadratura Marte a Venere e anche a Plutone non rendono le aspettative troppo soddisfatte, per cui ancora una volta, per quanto il periodo possa essere felice, fortunato e prolifero, cari Toro, cercate di mantenere una certa calma e di non bruciare i tempi.
Gemelli, giornata molto dinamica. Oggi Mercurio comincia a muoversi in una maniera intelligente, creando anche degli incontri molto particolari e perché no, riaccendendovi di sentimento. Marte e Venere sono dalla vostra parte. Cancro, giornata molto promettente. La vostra signora, la Luna, è dalla vostra parte e si espande nella sua congiunzione con Giove. Fortuna da tutte le parti per voi, ma anche amori e senso di famiglia sempre più forte. Leone, la giornata di oggi prevede un po' di maretta sentimentalmente proprio perché Luna e Giove quadrano con Marte e Venere ospiti nei vostri gradi. Probabilmente un riassesto affettivo e familiare sarebbero necessari per chiarire tutta una serie di dinamiche. Vergine, che bella oggi la Luna in Toro con un Giove che vi porta lontano, via, anche sentimentalmente, sia che siete in viaggio, sia che siate fermi a casa vostra o nelle vostre normali routine, oggi viaggerete col sentimento. Bilancia, la giornata di oggi decisamente fa rientrare l'umore, visto che la Luna ha smesso di esservi opposta e nemica, quindi state decisamente molto meglio. Sfruttate la giornata quindi per socializzare e riallacciare dei rapporti che credevate estinti o sospesi. Scorpione, oggi Luna in opposizione e un Giove che, seppure vi fa piovere addosso una marea di informazioni, rende tutto molto più chiaro e leggibile. Oggi è la giornata dei perché e delle chiarificazioni per voi. Sagittario, Luna congiunta Giove rimandano al vostro segno zodiacale un certo intuito, una certa forza. Probabilmente avrete ragione su un qualcosa su cui pensavate assolutamente di non essere in torto, ma che ancora nessuno vi confermava e adesso finalmente potete dire, beh, avevo ragione. Capricorno, giornata oggi con una luna amica, con una luna che addolcisce di nuovo il vostro animo e i vostri sentimenti, che vi fa pensare a un sogno un pochino complicato da raggiungere. Qualcosa nelle ultime settimane ha solleticato il vostro animo e qualche sentimento fate fatica a compartizzarlo. Acquario, Luna oggi in quadratura, quando gli astri passano in Toro, ce ne sono un bel po' oggi, non è proprio una delle vostre migliori giornate. Questa Luna potrebbe rendervi un po' di malessere per quello che riguarda un senso di stanchezza psicofisica notevole. Beh, iperattivi come siete è normale, non trascurate per gli effetti. Pesci, giornata oggi veramente molto più morbida rispetto a tutte le altre. La Luna congiunta a Giove in stile favorevole con il vostro Saturno addolciscono tutto e ambiscono a creare delle cose solide e ambiziose con il partner. È il simbolo della libertà e dei diritti garantiti a tutti i cittadini. Fu il Congresso degli Stati Uniti d'America a decidere il 14 giugno del 1777 di adottare la celebre Stars and Stripes, la bandiera a stelle e strisce composta da 13 righe bianche e rosse alternate e un quadrante azzurro con 50 stelle nella parte superiore, una per ciascun Stato. E ora è arrivato il momento di liberare la vostra creatività con l'espressione to think outside the box. Tradotta alla lettera sarebbe pensare al di fuori della scatola. Beh, significa trovare una soluzione diversa rispetto a quelle usuali, immaginare un'alternativa per affrontare un problema. È come dire pensare fuori dagli schemi. Non si fa, ma se proprio avete perso un appuntamento con il nostro almanacco, beh, nessun problema, troverete tutto su Sicilia Play, il nostro canale YouTube. Intrighi, follia, poesia si intrecciano nella vita di Leopoldo Maria Panero, grande poeta spagnolo del Novecento. 30 raccolte poetiche, ma anche narrazioni e saggi critici, un talento travolgente, anche se in realtà viene ricordato per la sua vita tumultuosa, segnata da droga, alcol e schizofrenia. Tutto inizia nel 1968, quando una delusione amorosa lo spinge a tentare il suicidio. Da quel momento viene catapultato in un mondo fatto di istituti psichiatrici, elettroshock, terapie violente. Ribelle per natura, si dedica alla lettura di Freud e Lacan, sfidando le etichette che vorrebbero appiccicargli addosso. La sua voce rivela la cruda realtà dell'istituzione psichiatrica.
Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. Siete curiosi di sapere cosa accadrà nella prossima puntata? Vi aspettiamo domani, sempre con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.